Il test di sollevamento delle 19 paratoie del Mose alla bocca di porto di Malamocco si è concluso positivamente. Dopo l'eccezionale ondata di acqua alta che il mese scorso ha travolto Venezia raggiungendo il 12 novembre il picco record di 187 centimetri, anche il governo aveva indicato la necessità di accelerare il completamento e il collaudo dell'opera idraulica che dovrà difendere Venezia dalle alte maree eccezionali. Qualche settimana fa la prova di Malamocco era stata sospesa dopo che i tecnici del Consorzio Venezia Nuova avevano riscontrato alcune vibrazioni alle staffe che sostengono le tubazioni di aria compressa che servono a far sollevare le barriere dal fondo. Questa volta invece, davanti agli occhi del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la prova di sbarramento di uno dei 3 ingressi alla laguna è andata secondo programma. Non siamo certo alla fine, questo mese ci saranno altre 2 prove e si andrà avanti anche l'anno prossimo, ma sicuramente a buon punto dopo anni di attese e polemiche. Stanotte, nel blocco totale del traffico delle navi superiori a 500 tonnellate di stazza disposto dalla Capitaneria di Porto, le paratoie hanno iniziato ad alzarsi a gruppi di 4 poco dopo le 21, per poi tornare ad adagiarsi sul fondale diverse ore dopo. Luigi Brugnaro, che ha assistito di persona al sollevamento delle paratoie del Mose, lo ha definito un momento storico per Venezia, un'opera ingegneristica unica, orgoglio della nostra scienza e tecnologia. Dobbiamo terminare i lavori e metterlo in funzione, ha concluso. Sarà il simbolo della resilienza.